Allora, siamo qua dalla candidata Patrizia Trapella, l'avvocato Patrizia Trapella, l'amica Patrizia Trapella. Ormai siamo agli sgoccioli, in una campagna elettorale molto dura, ti vediamo provata, perché non si può dire che non sei provata, però hai gli occhi che brillano. Parlaci un po' così delle criticità che hai affrontato durante questa campagna, che non è ancora finita tra l'altro. Allora, intanto buongiorno a tutti, a tutte le amiche di Chioggia Azzurra. Siamo, diciamo, all'ultimo proprio rush finale, quindi siamo quasi al termine di questa campagna elettorale. Sì, è vero, provata, ma mi sono riscoperta molto forte, sia psicologicamente che Scusami, non fisicamente. avevamo dubbi sulla tua forza. Abbiamo già visto quando hai fatto l'assessore, quindi sapevamo già, insomma. Vai avanti. Abbiamo girato molti comuni, quindi la possibilità di vedere un territorio, quello della provincia di Venezia, e con grande soddisfazione. Però, come dici tu, le criticità sono state molte e vorrei riassumerle, perché poi sono quelle che noi lamentiamo tanto sul nostro territorio clodiense, ma in realtà le abbiamo riscontrate in tanti territori, parlando con tante persone. L'isolamento legato alla carenza e alla difficoltà dei collegamenti. Questo è stato un punto principale ritrovato sia sulla riviera del Brenta che nelle isole e naturalmente qui a Chioggia emerge sempre questo grande tema che abbiamo affrontato durante i dibattiti anche con gli altri amici candidati per le altre forze politiche. Il degrado, cari amici, il degrado nei centri storici, legato alla chiusura di moltissimi negozi, incontri con i commercianti e gli artigiani della nostra città e del territori appunto limitrofi sono sempre gli stessi. Forse la troppa burocrazia, la situazione post-Covid, questo ha portato il centro storico a avere problemi, quindi a chiudere. Per quanto riguarda Chioggia, rimango sempre su questo tema legato proprio alla città che, come voi sapete, io amo e per la quale mi sono messa nella disponibilità della candidatura. Vedo un centro che ha serrande chiuse e non voglio e non posso più pensare ad una politica che pensa alla soluzione delle telecamere. Le telecamere in città servono per garantire maggiore sicurezza, ma non tolgono e non riescono a risolvere il problema della sicurezza. Il degrado, a parere mio, si combatte con le luci dei negozi. Quindi auspichiamo che attraverso le regionali e poi attraverso le amministrative, perché ricordiamoci che questo è il filo diretto che porterà le amministrazioni l'anno prossimo, noi come altri comuni, ad avere una continuità con chi siederà in consiglio regionale. Dicevo, mi chiedono i cittadini, ma Trapella, come facciamo a rilanciare la città attraverso una minore burocrazia? Il problema della semplificazione, queste troppe imposte che vanno a ricadere direttamente su commercianti, su artigiani, sulle partite IVA. Io sono anche presidente di un consorzio, tu sai, in pescheria abbiamo anche noi questi problemi che sembrano colpire soltanto la nostra città, ma in realtà non è così. Lo abbiamo ritrovato soprattutto nelle isole, gli amici di Burano, gli amici della Riviera, stessi problemi. Quindi vorrei dire, ma il comune è mezzo gaudio, ma questo non ci rassicura e nemmeno ci conforta. Scusami se ti interrompo, ti voglio fare una domanda un po' così, tra virgolette, cattiva. Allora tu, diciamo, allora delle tue, diciamo, linee di destra, lo testimoniano il tuo profilo Facebook ancora di molti anni fa. Adesso sei qui a Chioggia e sei all'interno diciamo, di Fratelli d'Italia. Mi sembra che all'interno di Fratelli d'Italia ci sia stato anche, diciamo,
una sorta di tentativo di bloccarti, perché mi sembra che sia stata questa mossa. Forse non è che tu avresti potuto magari prestarti di più magari a qualche accordo invece di fare, diciamo, come posso dire, non cedere magari a certe lusinghe, diciamolo così? Ma io non voglio cedere neanche a questa provocazione, perché mi dispiace dover dire, io considero Fratelli d'Italia un partito uno e unico. Il fatto che ci sia stata una doppia candidatura, io la vedo così, siamo vivaci, siamo in crescita, ognuno ha voluto fare delle scelte. Io ho scelto personalmente di correre per il territorio, quindi la mia disponibilità alla candidatura nasce da questo. Non ho voluto essere assoggettata ad altre richieste, piuttosto che ad altre anche linee di pensiero. Io ho preferito andare avanti, come mio solito, sono un caterpillar, quindi determinazione e avanti per il territorio. Spero che questa cosa sia stata compresa. Ho visto un attimo di incertezza quando si parlava di candidato locale e la criticità che ho incontrato da parte di alcuni cittadini era un cognome non clodiense, non chioggiotto, ma vedo che è stato superato, e questo mi fa piacere, perché il candidato locale è proprio anche chi vive, chi lavora, anche se magari non c'è in comune alla parte dell'anagrafe una residenza, ma un domicilio fiscale, il fatto che uno lavora ed è presente sul territorio e soprattutto si preoccupa della comunità, questo penso che superi qualsiasi cosa. E allora arrivederci a lunedì sera. Io sarò qua sia domenica che lunedì nella parte del punto elettorale, e noi speriamo che Fratelli d'Italia faccia una buonissima posizione. Ecco, quindi... dico una cosa: se alcuni candidati alle elezioni regionali del Partito Democratico stanno reclamizzando come presidente della regione di votare Zaia, però elemosinano il voto diciamo personale, il voto disgiunto, evidentemente perché c'è, fatevi una domanda e datevi una risposta. Esatto. Trapella, una P e 2 L con Giorgia Meloni per Zaia presidente.